Io vi dico che non abbiamo più posto, cioè la soluzione in questo momento per i migranti in Veneto sono le tendopoli. A me non sembra un fatto di civiltà ospitare donne, bambini, uomini nelle tendopoli, non è un bel biglietto da visita. La situazione profughi è ormai vicina al collasso, lo sostiene il governatore Luca Zaia di fronte al comitato Schengen sui flussi migratori, dove ribadisce l'indisponibilità del Veneto ad accogliere nuovi migranti. Si complica intanto la situazione a Eraclea, dove l'ex caserma indicata dal sindaco è stata oggetto di un sopralluogo con esito prevedibile. Per renderla agibile occorreranno mesi. I 130 profughi arrivati nella località balneare in piena stagione turistica saranno quindi ospitati nelle vicinanze, in tende e strutture prefabbricate che il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, vorrebbe dalla regione. Non è l'unica follia di oggi, fa sapere Zaia, che chiede spiegazioni su un'altra novità poco simpatica. Il prefetto mi dice che c'è un arrivo di 100 immigrati dal Friuli Venezia Giulia. Vorrei capire perché arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Beh, se magari poi ci spiegate. Siamo rispettosi della prefettura, puntualizza il governatore, anche se non condividiamo assolutamente la sua attività, non perché frutto di disorganizzazione, ma perché non si devono più accettare migranti in Veneto e sarebbe anche ora di finirla di diffondere certe menzogne. Altra leggenda metropolitana. Il Veneto ha avuto 19 milioni di euro per gli immigranti, non abbiamo mai visto un centesimo. Cioè, le risorse sono state date in disposizione alla prefettura, che vorrei ricordare anche qui, cioè non è che la regione basterebbe leggere l'accordo, noi non abbiamo alcun ruolo di coordinamento, di smistamento, di attività varie.